Devo farvi vedere cosa fa Pepe con un fiocchetto. Gli ho detto, ti faccio un regalo. Allora ha aspettato, tutto contento. Adesso vi faccio vedere, cambio mano, cosa fa con un fiocchetto. Pepe, Pepe. Vai, vai. Prima eri molto più agitato. È perché ti sto filmando. Va. Pepe. Qua la situazione è guerra col tappeto continua, vero Pepe? Là, aspetta che ti do il regalo, aspetta. Guarda, il fiocchetto. Erosi, il fiocchetto! Ciao, adesso vado a fare la colazione. Sarò sola tutto il giorno oggi e non posso andare dai miei perché sono ammalati. Mi faccio colazione. Sono tornata al mio porridge. Oggi questo è il mio pranzo. Oh, non ho messo la tovaglia. No, perché inizialmente volevo mangiare di fuori in realtà. Però non lo so. Intanto c'è quell'altro, Pepe, che sta facendo un casino. Ah no, è Pippo insieme a Pepe. Ah, vero, voi due. Ah, va bene. Siete mica normali voi due. Guarda il codone grosso. Cosa fai con quel codone grossissimo? Guarda, guarda qua. Ma io non ti ho mai visto col codone grosso. Oh miso. Guarda qua. Perché ce l'hai con Pippo? Poverino. Bravo sei. Sì. Ti sei messo già nella cuccia oggi? A quest'ora, amore, è ora di pranzo? Ti sei messo nella cuccia? Che ora è? Ora di pranzo? 12:43? Devi sempre mordere tu, eh? E devi sempre mordere. Matto. Sei matto. Ti sei sporcato tutto prima. Eri tutto pulito, poi sei andato a rotolarti nella sabbietta, nella ghiaia, nella polvere. Sì, tutto sporco. Mio miccio. Oh, ma oggi ce l'ha con me, Ma allora anche tu giochi con questo? Io non pensavo ci giocassi. Fa finta di niente, e invece anche a lui piace tanto. Guarda il codone grosso. Anche a te piace tanto giocare da solo con questo qua. Vero? Adesso fai finta di no.
Visto che oggi Franz comunque è fuori tutto il giorno, cosa mi sono messa a fare? A pulire il bagno col vapore. Però sinceramente sto affare qua non mi piace tanto. Non mi piace tanto, non ha la potenza che serve a me. E vabbè, comunque lo ho ancora da lavare, sì. Ho lavato tutta questa parte, quindi il nero che vedete purtroppo non viene più via, in mezzo alle piastrelle c'è ancora del nero. Qua è bianco, mentre qua sotto è più nero, ma non viene via purtroppo. Quindi ho pulito tutto questo, ho pulito tutta questa parte col vapore, è venuto tutto perfetto col vapore anche sotto, proprio ovunque. Ho pulito questa parte anche qua tutto col vapore. È un lavoro che non faccio praticamente mai, quindi siccome era da parecchio che volevo farlo, l'ho fatto. Ho pulito anche qua col vapore, anche il lavandino, e adesso anche tutti i mobili. Ecco, adesso sono a questo punto. Sto cercando di pulire il termosifone all'interno, ma il getto del vapore non è abbastanza forte e si scarica subito, e quindi diciamo che è un lavoro da schifo, perché adesso mi ritrovo con un lavoro fatto male. Cioè sì, qui sopra è abbastanza pulito, ma dentro assolutamente no, c'è ancora tanto sporco. E sicuramente è più pulito anche qua, ma vedete che si vede ancora lo sporco, cioè non saprei neanche come fare, perché non posso neanche smontarlo il termosifone. Qui serve tipo un'idropulitrice, un qualcosa del genere per pulire bene, veramente. E un qualcosa che aspira l'acqua subito, secondo me. Altrimenti prendere acqua calda e buttarla dentro e farla scendere. Sarebbe l'unica soluzione, solo che potrei farlo, ma un po' alla volta, perché sennò poi va ovunque. Per tirare su l'acqua, perché qui ho buttato tutta acqua per risciacquare per terra, qua ho usato questo qua, che è l'aspiragocce. Sarebbe per i vetri, ma si riesce a usare anche in orizzontale, quindi è utilissimo. Se non avessi avuto quello sarei stata persa. Quindi adesso faccio questo lavoro, adesso dovrebbe essere di nuovo caldo, ecco, e quindi provo a finire questo lavoretto qua. E poi niente, do una passata al pavimento e poi concludo le mie pulizie del bagno. Questa è la giornata di oggi. Sole e nuvolo tutto il giorno, però si sta molto bene fuori, sembra di nuovo estate, e quindi ci godiamo queste giornate così, anche se si vede la luce autunnale, il sole è lì, tramonta, non tramonta più la via come in estate, ma tramonta di qua, quindi è cambiata proprio la stagione. Si vede dalla luce proprio che sì, è ancora estate da calendario per me, ma non è più estate, anche se fa caldo e si sta molto bene. Vabbè, dai, mi sono fatta la merenda, quindi adesso sono le 16:50, continuo la mia opera. Che lavoraccio che ho fatto! Allora, sono riuscita, adesso è bagnato, sono riuscita a pulire un po' meglio all'interno. Allora, cosa ho fatto? Ho spruzzato lo sgrassatore Marsiglia, quello Marsiglia al limone, l'ho spruzzato dentro qua, ho aspettato un attimo che agisse e poi ci ho buttato dentro acqua calda. È venuta giù ancora tanta roba, tanto sporco, adesso sicuramente è più pulito di prima. Lo coprirò come sempre, sperando che non si sporchi più così, ma da quando abitiamo qua io non l'avevo mai pulito, e gli altri termosifoni del resto della casa sono ridotti uguali. Il problema è che sono in posizioni molto complicate, se io pulissi così si sporcherebbe il muro. L'unico posto dove posso pulirlo così è qui, e un altro posto dove posso pulirlo in questo modo, qua. Ecco, se no basta. Nelle altre stanze non posso pulire allo stesso modo, perché comunque l'acqua sul pavimento rovinerebbe tutto, sarebbe un grosso problema, si sporcherebbe il muro, eccetera. Vabbè, comunque, madonna sta la bilancia. Il pavimento è quasi asciutto, e ho passato tutte le fughe con il vapore. Più pulito di così non può venire, cioè più bianche di così non possono essere. In alcuni punti sono ancora un po' sporche, ma non so cosa farci.
Purtroppo più di così non viene pulito. Comunque ho fatto un bel lavoro, ragazzi, ho fatto un bel lavoro, davvero. Sono molto soddisfatta anche di questo, visto che lo volevo fare da tantissimo tempo e adesso non mi rimane che ricomporre il bagno. È tutto un casino oggi, vero? Oggi ho fatto tanto casino. Sì. Miau, sì. Vero sì. Sono arrivati anche dei pacchetti, dobbiamo aprirli. Bello, sì, guanti, certo. Pussano. Di detersivo. Oh, buono, candeggina, buona, vero? Candeggina, Marsiglia, tutto. No, i gatti adorano queste robe qua, sti detersivi. Buono! Vabbè, dai. Sistemo il tutto e ricompongo anche il bagno. E almeno questa stanza è veramente tutta in ordine adesso. Ho anche finito là sopra, ho dato un'altra mano di bianco, ho rimesso la copertura della luce. Oggi mi sono dedicata al bagno.